Ok, buongiorno. Buongiorno. Siamo sempre più scapigliati perché qua i barbieri sono chiusi e mi sa che restano chiusi per un altro po'. Saluto Fabio, Paolo, Andrea, tutta una serie di amici che tenete duro anche voi, toccherà anche il vostro momento, ci sarà la coda. Allora, volevo un attimo, è evidente che insomma questa trasmissione speravamo di chiuderla perché eravamo tutti liberi e invece siamo ancora prigionieri per un altro po'. Dobbiamo portare pazienza. Noi siamo soldati, tanta pazienza, dobbiamo stare chiusi in casa, però tante attività hanno cominciato ad aprire, adesso diamo un po' di dettagli. Abbiamo diverse informazioni oggi utili, perché questa trasmissione non è un telegiornale, non è una conferenza stampa, è semplicemente un modo per raccontare delle cose ai nostri cittadini tutte insieme, per dare un po' di almeno di visione completa di quelle che sono le situazioni, quelle poi più legate alla nostra realtà cittadina. Oggi vorrei cominciare anche parlando con voi un po' per raccontare il momento particolare di domenica, il giorno di Pasqua in piazza San Marco. Oggettivamente una visione per certi versi spettrale, per altri quasi magica, dipende. Io spero di non vederla più così la città perché ti fa una tristezza infinita. Ecco, questo lo dico perché senza le persone l'architettura sarà bellissima, sarà strepitosa, ma a me le persone piacciono molto. Per cui penso che insomma, prima finisce e prima riusciamo a tornare a una vita moderatamente normale, certamente insomma, mi ha fatto veramente impressione questa. Voglio ringraziare tutti i cittadini che mi hanno inviato veramente centinaia di messaggi. A tanti sono riuscito a rispondere, ma veramente poi sono crollato a dormire. A chi non ho risposto chiedo scusa, risponderò appena anche riesco a trovare del tempo, perché anche ieri sera siamo stati a interpretare norme e leggi fino a tardi, perché insomma si fanno presto a fare le ordinanze e poi cascano sulle spalle dei sindaci, penso soprattutto ai documenti del governo, della contabilità dei nostri comuni e soprattutto delle nostre partecipate. Noi non lo diciamo per trasferire negatività. Quando parlo di preoccupazione, lo dico rivolto a voi, cioè i servizi così sono e così restano, ma siamo bravi anche a gestirli così perché si fa presto a ridurre, a mettere il distanziometro, a dire che bisogna che succedano le cose, dopodiché c'è qualcuno che deve lavorare come farlo, per cui mantenere i servizi che una volta erano, fra virgolette, affari di tutti i giorni, erano normalità di tutti i giorni, il problema era diciamo tarare rispetto a qualche novità piccola, diciamo, insomma, servizi che si sapeva come far funzionare. Oggi non solo abbiamo dovuto ristrutturarli completamente tutti, ma stiamo lavorando, le persone, i ragazzi, le ragazze lavorano, parlo dei dipendenti, in un clima completamente diverso, anche dettato da molta paura, da molta angoscia di ammalarsi, di portare la malattia a casa. Insomma, abbiate rispetto, lo dico, ho visto qualcuno che si è un po' agitato, uno l'altro giorno era che urlava in un battello perché uno non aveva i guanti e dopo se la prendeva col marinaio, cioè per favore cerchiamo di avere un po' di pacatezza. Cioè, io saluto no, insomma, Pasquale domenica mi ha insultato in Piazzale Roma, Pasquale è il matto che c'è in Piazzale Roma, che ormai è tollerato da troppi anni, ma mi ha insultato in maniera esagerata, ha fatto Piazzale Roma, mi ha detto di tutto, la morte dei miei figli, il coronavirus, mi ha detto di tutto, voglio dire, non lo so, è chiaro che il livello della registrazione a prescindere è molto elevato. Io mi appello a tutti, non facciamoci provocare, stiamo tranquilli, lo dico anche ai dipendenti di Veritas, ai dipendenti della CTV, a tutti, anche la polizia locale, che siamo a contatto con i cittadini, stiamo calmi, manteniamo la calma, non facciamoci prendere la mano perché effettivamente il disagio sociale credo che scoppierà, è quasi sicuro e noi alcune, lo dico perché poi la gente sappia, finché si scherza una cosa, ma alcune eccezionalità che abbiamo visto girare sui siti eccetera sono state segnalate alla Digos, cioè siamo preoccupati diciamo, di questa uscita, ecco perché io faccio un appello di nuovo ai vari potenti locali o nazionali che capiscano che dobbiamo rientrare lentamente, mi sembra che in regione si sia capito, a livello nazionale così e così, dai discorsi meno, poi dai fatti qualcosa forse si muove, però bisogna sbloccare le filiere produttive, dobbiamo cominciare lentamente a riaprire, a ricominciare a vivere, perché
persone che sono state chiuse per 40 giorni in casa sono terrorizzate e il rientro nella normalità sarà complicato. Bisogna avere molta pazienza, comprendere questo stato di tensione. Personalmente credo che dovremmo metterci molto cuore, molto amore per riuscire a ricominciare una vita. Secondo me ci vorranno almeno 2 o 3 mesi perché riusciamo ancora a stare insieme, anche con modi, per carità, quelli che le norme sanitarie diranno, però bisogna metterci buona volontà. Lo dico alle persone di buona volontà: state tranquilli, stiamo calmi, se qualcuno è agitato comprendiamo la situazione, cerchiamo di comprendere. Ci sono anche, insomma, pensate a una famiglia in piccolo, magari non c'era motivo per muoversi, insomma, anche l'idea di uscire qualche volta. Adesso sono stati fatti dei chiarimenti che dopo spiegheremo, insomma, per come. Per cui, insomma, ecco, grazie per gli auguri, grazie per il sostegno, grazie per la comprensione, vi garantisco che è veramente dura. Io sorrido, faccio questa trasmissione, sembra, ma più siamo meglio è, per cui grazie da tutti quelli, anche non solo gli auguri, ma che mi scrivono: siamo presenti, siamo pronti, ecco, vi ringrazio perché in effetti ci avete aiutato, ci state aiutando nella distribuzione dei buoni, delle spese, delle medicine. Non abbiamo bisogno di enfatizzare questo, ovviamente, però ecco, sappiano le persone che c'è un numero di telefono 041 041, è un numero pubblico, c'è il sito Dime in alternativa, potete chiamare per vostre urgenze, perché magari vi sentite soli, perché ci sono dei problemi. Abbiamo anche dei numeri, abbiamo fatto un accordo con la Croce Rossa per i numeri di emergenza, emergenza psicologica, per affrontare eventuali problematiche, perché il tema del lavoro, il tema dell'economia, il tema dei soldi che non sono arrivati niente, è un tema vero, non possiamo immaginare che sta roba qua possa andare a promesse fatte sulle conferenze stampa e poi non ci sono. E non è un problema di tanto arriveranno, no, intanto il tempo è fondamentale, per cui se ne sta perdendo troppo tempo, ci sono delle lungaggini incredibili, si continua a sentire promesse, si continua a sentire si farà, si sconterà, tutte cose a gettito nullo rispetto alla realtà dei problemi. Io sono veramente moderato nel modo in cui vi sto esprimendo, molto moderato, sono molto arrabbiato, credo molto arrabbiato perché i sindaci non sono ascoltati, non vengono tenuti in considerazione. Non abbiamo ricevuto una telefonata da quando è cominciata la crisi, una telefonata da un membro del governo, mai, nessuna. È importante che si sappia, stiamo mandando avanti noi da soli, senza nessun aiuto, tutti i servizi sociali, tutti i servizi di pulizia della città, di igienizzazione, di trasporto, tutti i vari servizi del comune, con una situazione che tutti sapete, ovviamente, che vivono anche i dipendenti del comune, i dipendenti delle partecipate, con affetti, con problematiche, come abbiamo tutti, cioè siamo in prima linea. Questa è la realtà, per cui abbiate pazienza se anche qualche volta magari anche il sindaco può magari non faccia. Io fino adesso sono riuscito a tenere duro, stare zitto, a non rispondere alle polemiche, ma se dico così qualcuno si sente minacciato, io non so. Queste sono cose incredibili che noi stiamo scrivendo, io mi sto segnando, ma sto segnando ma perché è giusto che poi si faccia una storia di quello che è successo in questo periodo, di quello che si sta dicendo, non stanno dicendo alle persone. Ci sono persone che si svegliano di notte e piangono perché non sanno come faranno col proprio negozio. La filiera turistica, io insisto, è un dramma vero. Adesso diciamo anche le cose poi che stiamo facendo per sensibilizzare il governo, ma il governo ha responsabilità forti su cui deve rispondere, insomma, cioè deve rispondere rapidamente anche. Comunque noi, essendo soldati, continuiamo a obbedire agli ordini, ma non possiamo non dire, nel modo più pacato possibile, che alcune cose proprio non ci vanno bene. Riaprite le filiere della scalzatura, della nautica, della pelletteria a Vicenza, riaprite con tutti i presidi sanitari che servono e facciamo meno conferenze stampa e più qualche telefonata ai sindaci, perché poi alla fine si fa presto a fare ordinanze, poi la gente ti dice com'è che non si sa. Si può fare, sì, fa il sindaco. Cioè, bella sta roba qua, Va bene, comunque, aggiornamento, numeri, polizia locale. Mettiamola perché bisogna ringraziare gli uomini delle forze dell'ordine, tutti. Noi diamo tutti i giorni
il resoconto del giorno precedente per far vedere il lavoro immane che viene fatto per adempiere a tutte le ordinanze che i nostri amici governanti fanno. Allora abbiamo controllato ieri 360 persone, su un totale che adesso è arrivato di 6.765, abbiamo ieri sanzionato 16 persone, guardate che la sanzione è molto alta, molto alta. Speriamo che un domani qualcuno anche ci faccia qualche ragionamento, insomma, però adesso lo diremo. Noi diamo delle interpretazioni alla norma, dove le interpretazioni fossero restrittive da parte di qualcuno delle forze dell'ordine, la questione non può finire così, perché stiamo parlando di 380 euro a persona, se c'è gente che non riesce a prendere neanche i 600, allora comincia ad esserci un tema di tenuta su questo. Invito, prima di fare ordinanze, di dare interpretazioni, adesso chiamate i sindaci. Chiamate i sindaci perché non possono essere lasciati soli sempre nelle interpretazioni, perché poi la polizia locale noi adempiamo da soldati, ma da soldati vogliamo ordini chiari e precisi, no conferenze stampa. Abbiamo bisogno di interlocuzioni dirette col governo. Sia chiaro questo, perché domani si faranno incontri su sta robe qua. Non esiste che c'è un'assenza del genere, sono 2 mesi, non so, che non si sente nessuno. Vedete un po' voi. Vabbè, abbiamo controllato 3 attività, una è stata sanzionata, un'altra l'abbiamo chiusa perché non aveva assolutamente la possibilità di restare aperta, che c'è gente che si inventa di fare un po' come vogliono loro, e l'abbiamo chiusa. Noi continuiamo a essere soldati, però dovete ascoltarci. Stamattina, allora passiamo invece a quello che ho fatto stamattina. Stamattina ho cominciato presto alle 7 con Veritas per vedere un po' come fare alcune questioni, intanto sui bilanci, la Tari, eccetera, di cui non vi tedio, perché abbiamo fatto una lettera che adesso vi dico, che abbiamo scritto al governo, l'abbiamo protocollata stamattina, abbiamo lavorato tutti i 4 giorni, devo ringraziare Nicola Nardin, Matteo Todesco, i 2 responsabili dell'amministrazione finanziaria del comune e della città metropolitana di Venezia, in più il dottor Zin e altri collaboratori che hanno lavorato anche a Pasqua e a Pasquetta per elaborare un testo tecnico, per fare una proposta, per fare proposte al governo, tecniche appunto, che stamattina abbiamo condiviso con tutti i sindaci. I sindaci, devo dire, è stata l'ennesima riunione, perché non è l'unica, con cui abbiamo condiviso le problematiche, abbiamo dato una serie di orientamenti, cioè noi, e voi sapete che i sindaci poi sono lasciati, appunto, dicevo, autonomi, soli, a gestire tutte le problematiche del comune, per cui li ringrazio di cuore, non vengono mai ringraziati. Poi saluto anche Andrea, il sindaco di San Donà di Piave, che insomma in qualche modo è stato contagiato, so che insomma è lì che, anzi il tampone era negativo addirittura, ecco, per cui doveva essere a posto, ma insomma comunque tanta paura, perché in prima linea è in prima linea, e poi ho fatto la riunione con i sindaci metropolitani, per cui di tutte le città capoluogo del Veneto. Ovviamente c'era anche Mario Conte, che è il responsabile dell'ANCI del Veneto, il responsabile di tutti i comuni. Abbiamo parlato di questa lettera che abbiamo organizzato. Allora, partirei intanto da questa riunione importante con tutti i sindaci della città metropolitana, che saluto e ringrazio per la loro partecipazione alle varie riunioni, ma soprattutto partecipazione alla vita di ogni comune, perché ci sono 100 miliardi di incombenze da seguire. Allora, in questa lettera praticamente, che se magari qualcuno mi porta, perché qua adesso vediamo se non credo di avere, se riuscissimo ad avere così la do per punti generali, che forse avevo il documento dei sindaci ma me lo sono perso nelle carte, può anche essere, forse ce l'avevo io ma non lo trovo. Ci sono le ordinanze, no, non ce l'ho. Ecco, la regia mi passa il documento, appunto il bello della diretta. Allora, questa lettera, vi leggo la lettera, poi sui punti successivi io direi si potrebbe, cerco magari di andare anche qui molto in soldoni, però è giusto spiegare almeno i temi. Poi la lettera a questo punto la pubblichiamo su un qualche sito, sicuramente sul nostro profilo del sindaco, e poi la mettiamo anche sui profili del comune e della città metropolitana, per cui troverete il testo completo, lo dico alle persone che sono interessate, perché fino adesso il governo non ha fatto nessuna manovra che tenga conto degli enti locali. Gli enti locali hanno un bilancio, è un bilancio che è organizzato un po' diverso dalle imprese, bilancio che ha delle sue rigidità. Allora, il tema della sburocratizzazione
cioè detto in maniera molto vaga, è un tema di cui tutti si riempiono la bocca. Poi in realtà non è così facile uscirne, per cui nessuna diciamo, superficialità nell'affrontare il tema. Però a oggi, però sono passati molti giorni dalla crisi, nessuna vera tecnicalità è stata data ai comuni. I comuni non sono solo il bilancio del comune, il bilancio del comune vuol dire ricadute sulle tasse dei cittadini, vuol dire ricadute sulle tasse e sui servizi dei cittadini. Per servizi sono anche quelli che svolgono le società municipalizzate, per cui i servizi sono anche quelli del pagamento degli stipendi dei dipendenti comunali, ma che sono anche quelli che poi fanno andare avanti la macchina organizzativa, dai certificati, che tutti odiano ma di cui poi tutti hanno bisogno, fino alle autorizzazioni edilizie, le procedure, tutto quello che è un'organizzazione di un comune complessa, tutti i servizi sociali, perché si parla di servizi sociali ma ci sono delle persone che seguono per strada o negli uffici le varie richieste. Tutte le case popolari hanno bisogno di servizi anche amministrativi, dei servizi di manutenzione che sono necessari. I lavori pubblici, perché ci sono manutenzioni costanti, continue, che continuiamo a fare anche adesso quando è tutto chiuso, perché se si rompe qualcosa bisogna aggiustarla evidentemente. La stessa cosa vale per le scuole, per gli asili, cioè le scuole per quanto riguarda gli edifici, parlo del comune, parlo di un'attività che magari ogni tanto è bene ricordarsi essere molto complessa. Pensate a mandarla avanti un sistema eccezionale che nessuno ha mai visto al mondo, cioè non c'è mai stato al mondo, in questi ultimi 70 anni, dal dopoguerra a oggi, per cui si chiamano fortune queste, ecco, senza nessun aiuto di nessuno. E uno ci ha chiamato, scusi sindaco, ha bisogno di qualcosa, c'è un coordinamento, zero. Per cui mandare avanti, lo dico ai dirigenti anche di AVM, della CTV, di Vela, anche di Insula, ma anche della stessa Ames che gestisce le farmacie. Voglio ringraziare anche Gabriele Senno per tutto l'aiuto che mi sta dando anche personale su farmaci, su indicazioni. Tutti i vari amici che ci hanno aiutato a trovare le mascherine, a comprare le mascherine. Ames, con una farmacia che avevamo comprato a Salzano, a un laboratorio, abbiamo costruito l'igienizzante per le mani per poter aprire gli uffici pubblici e darli a tutti gli uffici delle partecipate. Cioè nessuno ci ha dato niente. Andiamo a igienizzare, questa cosa la facciamo già da novembre perché facevamo le pulizie, eravamo partiti da fare una raccolta differenziata particolarmente spinta, per 3 anni siamo stati, gli ultimi 3 anni, numeri 1 in Italia per tipo di raccolta e siamo ancora a questo livello. Abbiamo anche voluto pulire ancora e abbiamo trovato meccanismi per pulire il centro storico, per pulire le isole, per pulire Mestre, Marghera, siamo andati a togliere le scritte in giro, un lavoro defaticante fatto dagli uomini di Veritas. La fortuna è che questa modalità operativa, come anche questa centrale che avevamo immaginato, certamente non di utilizzare di nuovo in un momento del genere, però ci è tornata utile perché abbiamo rapidamente convertito questa macchina di pulizia, di organizzazione, di manutenzione, di pulizia della città in una macchina di igienizzazione. Per cui tutte le foto che mi mandava Fabio Penzo o Federico Adolfo, che sono i 2 responsabili di Veritas in centro storico e in terraferma, sono diventate utili perché poi abbiamo potuto rapidamente cominciare a igienizzare e continuiamo a lavare dappertutto. Per cui ci sono persone, donne e uomini, quali vedete in fotografia, che non si sono sottratte mai, tutti i giorni, in tutti gli angoli più nascosti della città, dappertutto. Tutta questa cosa ha un costo che nessuno ci ha mai chiesto di sostenere, cioè noi l'abbiamo sostenuto con tutti quanti gli avanzi dei bilanci degli anni scorsi. Per fortuna questo bilancio era stato sanificato, avevamo pulito, eravamo in positivo e lo stesso vale per la città metropolitana. Purtroppo questa crisi, ci metterà in dura difficoltà. Per fortuna la affrontiamo con un po' di spalle grosse, avevamo risparmiato e siamo riusciti, per esempio Veritas, noi paghiamo lo stesso la quota della Tari, che a oggi abbiamo spostato per i cittadini, ce l'abbiamo anticipata noi con una liquidità, parliamo di più di 20 milioni di euro. La stessa cosa dicesi per altre grandi spese per mandare avanti il funzionamento. Speravamo che lo Stato, una telefonata, una promessa, una cena, un abbozzo di coccola ci arrivasse, non ci è arrivato niente, però lo dico ai cittadini, noi più di così non riusciamo a fare. Ai lavoratori della VM sono stati messi in cassa integrazione 3.000 persone, ma credetemi, l'azienda rischiavamo il tracollo e devo ringraziare i sindacati, le organizzazioni sindacali più rappresentative che comunque
hanno sottoscritto con noi gli accordi, abbiamo lavorato duramente, ripeto, speriamo che possa diventare un modello, proprio, è tutto in trasparenza, la stessa cosa abbiamo fatto sui buoni, abbiamo aperto i telefoni, abbiamo scritto tutto quanto in maniera trasparente, abbiamo incrociato e siamo andati a distribuire prima di Pasqua. Voglio ringraziare enormemente quei volontari, c'è una macchina organizzativa tremenda, oltre alla protezione civile che è ormai full, perché lì abbiamo diviso compiti e per fortuna tanti cittadini continuano a darci disponibilità, le associazioni che questa volta secondo me si sono trasferite dallo sport al mondo delle nostre famiglie, andare a dare una mano, a spostare, a capire, a portare pacchi di persone. È un modo per essere presenti. È stata una grande città, è una città silenziosa che si sta muovendo. I trasportatori, le categorie economiche che hanno condiviso con noi, che condividono con noi continuamente call, conference, incontri, appuntamenti per capire. Abbiamo apprezzato la proposta del rettore dello UAV che ha proposto appunto di trasferire in qualche modo le case, se possibile, quelle che si affittavano ai turisti, agli studenti. Ci siamo seduti a ragionare, c'è un tavolo tecnico perché ci sono delle norme legali che mettono difficoltà in questi incontri, però mi pareva che tra le parti ci fosse volontà di portare a termine questo. Ho apprezzato l'intervento del professor Calimani l'altro giorno che ha chiesto un appello a tutte le forze sane della città. Aderisco, non l'ho ancora chiamato, ho avuto il numero di telefono il giorno di Pasqua, mi sono ripromesso tra oggi e domani di chiamarlo, oggi chiedo scusa non sono riuscito ma lo voglio chiamare perché ritengo che sia il momento bello di vedere, di capire, nessuno vuol fare nessun tipo di accusa a nessuno, condivido l'idea delle forze sane della città che non solo a dichiarazioni ma con cose concrete riescano a cambiare le cose, è l'occasione buona per farlo. Però bisogna essere concreti, bisogna saper vedere quali sono state le strutture, le cose che poi hanno ingenerato questo, diciamo, mal costume nella gestione anche del turismo oppure barra della non residenza in centro storico. Dobbiamo vederle a viso aperto, dobbiamo mettere tutte sul tavolo e chi più ne ha più ne metta. La trasparenza e l'onestà sono le armi che abbiamo per poi costruire rapporti diversi o quantomeno almeno leali e trasparenti, per spiegare perché ci sono le cose, senza le falsità o le mezze bugie o le mezze verità che non ci fanno comprendere il quadro esatto. Lo dico per i cittadini evidentemente, perché si comincia ad avere un quadro abbastanza delineato. Morale della favola, abbiamo lavorato, dicevo, questi giorni per preparare un elenco tecnico per il governo per un provvedimento specifico per gli enti locali, per i comuni in particolare. La settimana scorsa abbiamo fatto vedere come si fossero rotte le trattative tra l'ANCI, che è l'associazione che rappresenta i comuni, e l'UPI, che rappresenta le province, insomma, di fatto comuni, città metropolitane, si sono seduti al tavolo del governo, si sono rotte le trattative. Io onestamente non so tecnicamente su che cosa, certamente il tema sono le risorse, cioè i comuni hanno bisogno di avere certezze, c'è bisogno di dare continuità ai servizi essenziali pubblici. Oggi non siamo in grado neanche di promettere di poter continuare il livello di adesso, che è assolutamente inferiore rispetto a prima. In più, tagliando anche la disponibilità, il numero di passeggeri che possono restare sia negli autobus che nei vaporetti, è chiaro che possiamo trasportare ancora meno persone. Allora dobbiamo dire alle persone cosa possiamo immaginare per i prossimi 2 mesi. Dico per i prossimi 2 mesi, a voce ferme, così com'è la situazione oggi, cioè chi può andare vada a piedi e chi ha bisogno di sicuro di andare a un appuntamento, penso alle isole soprattutto, no? Mica può nuotare, ecco, allora sappia che dovrà armarsi di pazienza, magari andare un po' prima. Noi non riusciamo a fare un servizio di più di quello che c'è oggi. A quelli in terraferma dico, i prossimi 2 mesi andate in macchina, lo dico a tutta la città metropolitana, ma è evidente che è un mezzo più sicuro anche dal punto di vista degli eventuali contagi o di paure che si possono avere, purtroppo è un po' più costoso, però vi dà la garanzia di andare in tempi che voi ritenete giusti, magari andate direttamente al lavoro e poi tornate a casa. Il mezzo pubblico, noi faremo di tutto, stiamo facendo adesso una serie di sperimentazioni perché dobbiamo capire, voi sapete, guanti e mascherina sono necessari per entrare di fatto dappertutto nei locali pubblici e anche nei mezzi di trasporto pubblici. In macchina non serve portare la mascherina, per cui noi pensiamo che chi ha possibilità, ovviamente non tutti, ma chi ha possibilità
forse conviene per i prossimi 2 mesi calcoli di andare al lavoro in macchina o con un mezzo suo, con la motocicletta, con la bicicletta, però il mezzo pubblico diventerà più difficile essere utilizzato, man mano che usciamo di casa è evidente che vedremo un intasamento dei mezzi. Noi saremo costretti, stiamo preparando un piano, domani vi terremo aggiornati su come pensiamo di fare, perché dobbiamo contingentare i posti, dobbiamo dare delle regole, ma quando l'autobus è pieno e raggiunge la soglia massima non possiamo più caricare persone, perché il rischio è che l'autobus passi dritto. Non siamo in condizione oggi di promettere di più, non sappiamo come andrà, speriamo che il governo ascolti queste richieste, che per cui dia un po' di ossigeno ai bilanci del comune. Lo dico non solo per me, lo dico per l'azienda, perché io mi preoccupo del lavoro delle persone. Io so cosa può essere la cassa integrazione, perché mi ricordo, ho memoria di questo successo. Arriva il freddo in casa, lo ripeto. Noi oggi abbiamo da affrontare temi ancora più complessi. Abbiamo anticipato noi la cassa in deroga, facciamo fatica a gestire l'azienda ad arrivare a fine dell'anno se continuiamo così. Questo vale sia per la CTV che per la TVO. L'ho spiegato ai sindaci, ho detto raccontiamolo alla popolazione, prepariamoci a fare un rientro diverso da prima. Ecco, su questa questione e senza alcuna polemica, perché non c'è alcuna polemica, eviterei i progettoni sul rilancio o discorsi più o meno polemici. Cioè, restiamo alle cose concrete. Devono arrivare i soldi della liquidità alle imprese. Devono arrivare i soldi alle imprese direttamente, perché anche la storia di 25.000 euro non è chiara e la racconteremo, adesso la approfondiamo e cerchiamo di capirla. L'impressione, mi fermo all'impressione, lo dico agli imprenditori piccoli, è che ti autorizzano a farti un debito. È vero che viene garantito dallo Stato, ma la domanda è, se lo devo restituire in 5 anni, è un debito, comunque è un debito. Se me lo fai restituire in 20 anni, allora la cifra è talmente bassa che io riesco anche un po' a salvarmi. Mi è passato via il microfono. Niente, ecco, il bello della diretta, ho distrutto il microfono. Cosa è successo? Non si sente? Ti ha cambiato il microfono? Come siamo, regia? A posto, ragazzi, che vuoi cuffie? Bene, e così adesso abbiamo anche il gelato. Ecco, noi abbiamo proposto alcune soluzioni, magari di questo vi tedio un altro momento, vi dico solo i temi. L'IMU. Noi adesso entrerei nel tecnico, per cui noi abbiamo chiesto un accertamento convenzionale, lo dico anche per i sindaci, per i tecnici che ascoltano. L'IMU, che è una tassa di fatto sulla proprietà, è probabile che qualcuno che è proprietario di alberghi, di case che sono state colpite dalla crisi del turismo, faccia fatica a pagare l'IMU. L'IMU è fondamentalmente la tassa più importante per il funzionamento dei comuni, cioè noi viviamo con questa tassa. Noi abbiamo anche tentato di posticipare, cioè mettendo noi della liquidità del comune per poter dare un allungamento per gestire appunto il comune. Abbiamo chiesto al governo, lasciaci accertare l'IMU, non ti chiediamo adesso i soldi, nel senso che faremo tempo a aspettare i provvedimenti di liquidità che ci avete detto, che ci avete promesso, ma nel frattempo dobbiamo chiudere i bilanci, abbiamo bisogno di un accertamento dell'IMU sulla base dell'anno precedente. Almeno con le carte riusciamo a svincolare i soldi, perché il rischio è questo. Vogliamo aiutare, la dico semplice, ai proprietari dei bar o dei ristoranti, lo dico per Venezia ma vale anche per i litorali. Mettiamo che il comune abbia anche qualche risorsa da poter in qualche modo aiutare. Allora, nel periodo della crisi è palese che questi non debbano pagare perché sono stati chiusi per decreto, ma nel momento in cui riapriranno, può essere che non abbiano intenzione di aprire per il primo mese, se non ci sono i turisti, oppure vorrebbero aprire ma non pagare. Allora noi diciamo, finché non apri, non paghi. Oggi non possiamo pagare noi come comune, perché la legge ce lo vieta e faremo un danno erariale. Ci sono una serie di complicazioni tecniche che abbiamo proposto al governo che non costano neanche nulla. Altre invece che hanno un impegno preciso di spesa, per esempio nella salvaguardia della Tari, per cui del servizio di pulizia urbana. Noi oggi la fattura a Veritas il comune l'ha pagata per più di 20 milioni di euro, sapendo che poi dovremo rivalersi sui cittadini con le bollette. Noi abbiamo aspettato di fare le bollette e abbiamo rinviato. Però sta cosa può durare un giro, possiamo rallentare, ma se non ci arrivano in soccorso noi siamo costretti a tagliare, siamo costretti a ridurre e non c'è dubbio. Ecco, su queste cose la stessa cosa a maggior ragione vale per i trasporti, che prima funzionavano finanziati, nel nostro caso specificatamente, funzionavano finanziati di fatto dai turisti.
che quest'anno non ci sono più e proprio non ci sono più, e di conseguenza abbiamo un ammanco che sfiora i 100 milioni di euro, dagli 80 ai 100 milioni di euro in prospettive nel CTV. Allora abbiamo dovuto ridurre per salvare l'azienda, perché l'obiettivo nostro è salvare le aziende pubbliche, devono restare in proprietà del comune, devono restare i posti di lavoro, è l'obiettivo principale che c'è. Di conseguenza è bene che i cittadini lo sappiano, stiamo facendo uno sforzo immane, devo dire su questo aiutati da organizzazioni sindacali, dalle persone che comprendono i conti, però è assurdo, incredibile che nessuno abbia pensato di venirci incontro, insomma, ecco, questo tempo è veramente sorprendente. Comunque abbiamo fatto una serie di proposte, l'esclusione dell'imposta sulla pubblicità e l'installazione delle pubblicità sui mezzi che ci sono, nel senso che se l'attività è chiusa non posso farti pagare la pubblicità dell'insegna. Allora anche lì siamo costretti a chiedere dei provvedimenti di chiarezza, ma ci sono tantissime questioni che riguardano non soltanto ovviamente il Comune di Venezia, ma tutti i comuni. In questo caso c'è una specificità sul turismo, noi chiediamo appunto una serie di provvedimenti specifici qui, ma questi provvedimenti sono utili per tutte le città d'Italia, solo che fino adesso noi ci aderiamo già alla piattaforma dell'ANCI, ma abbiamo creduto opportuno entrare più nel merito tecnico. Adesso non ve la leggo tutta, perché invece sottolineo che questa proposta è stata firmata da tutti i sindaci della città metropolitana. È un orgoglio, un onore avere a che fare con persone, tra l'altro di tutte le estrazioni politiche, non c'è niente di politico, questa è solo una cosa tecnica, sappiate che non c'è, hanno firmato tutti quanti ed è bene sapere che questo ci rafforza nelle nostre richieste. Venezia si dimostra prima in queste valutazioni, prima nell'aver lavorato, perché abbiamo direttori, dirigenti che si sono messi all'opera. Ancora settimane scorse abbiamo seguito, aspettavamo qualcuno che c'è e poi ci siamo mossi da soli. Questa lettera l'abbiamo inviata oggi, l'abbiamo inviata qualche ora fa al Presidente Conte e al Ministro Roberto Gualtieri. Chiaramente per conoscenza la manderemo al rappresentante dell'ANCI del Veneto. Tra l'altro su questa lettera poi è stata oggetto di un incontro che abbiamo fatto con i sindaci, dicevo prima, di tutte le città del Veneto. Questa base può essere, verrà migliorata, aggiunta, organizzata bene e diventerà un ulteriore documento che manderemo come Veneto, proprio per metterci a disposizione in maniera tecnica per risolvere delle cose che siamo convinti, insomma, che non possono più aspettare. Ecco. Noi riteniamo di dover consigliare grande prudenza alle conferenze stampa che vengono fatte, soprattutto quando ci si lancia in promesse, insomma, perché poi di queste cose si dovrà per forza tener conto. Ecco, adesso io mi fermerei qua perché l'ho fatta anche un po' lunga, ma sono veramente molte pagine tecniche e andava almeno presentato il documento. Poi lo rendiamo pubblico e per cui lo leggono tutti quanti. Io manderei il video sulle pulizie in città per ringraziare gli operatori. Prego. Allora, dicevo scherzando nel fuori onda agli amici di Instagram, ho detto che non mi vogliono far mettere la musichetta, ho una musichetta
perfetta per questo momento. Non me la vogliono far mettere. Abbiamo fatto anche una votazione prima insieme con i collaboratori qua, che ringrazio perché insomma sono sempre presenti. Niente, hanno votato a stragrande maggioranza perché non la mettessi, però sto facendo forza contro me stesso, lo so, insisto che andava messa, ma dicono che non si fa. Non so, mi hanno raccontato la storia del secchio, del latte, non so, era un casotto, non ci ho capito tanto. Vabbè, allora, voglio ringraziare perché nel video avete visto Canareggio, Zitelli, Tre Archi, San Giobbe, Piazzale Leonardo da Vinci, la stazione di Santa Lucia, Donatori di Sangue, l'Accademia, Gazzera Bassa, San Polo, Campo San Lorenzo, in queste. Continueremo a farvi vedere perché pulizie e igiene sono fondamentali. Devo dire anche che siamo andati a igienizzare intorno a tutti quante le case di riposo per anziani, sia del comune che quelle private, stiamo finendole ancora a Venezia, sono tante, e la stessa cosa abbiamo mandato gente anche a Chioggia, stiamo cercando di dare una mano dappertutto, andiamo anche adesso a Portogruaro e forse adesso stiamo organizzando con Fiesso d'Artico dove ci sono anche più problemi. E voglio complimentarmi con Luigi Poleselle e con tutto quanto l'IPAB, cioè, oltre che chiaramente con l'assessore competente Simone Venturini, per i risultati per adesso, però devo dire che insomma sono molto buoni, dei tamponi che abbiamo realizzato sulle nostre case di riposo, perché un grande saluto ai nostri anziani che ci guardano, ci sorridono, ci ricordano insomma che bisogna continuare a lavorare e noi lo facciamo per la loro, la nostra e la sicurezza di tutti, insomma, ecco. Però ci fa piacere, un abbraccione, i risultati sono veramente incoraggianti, però non molliamo assolutamente, loro bisogna proprio difenderli proprio fino alla fine, sono la nostra storia. Ecco, siamo passati all'ordinanza della regione del Presidente Zaia, che ha firmato, che è entrata in vigore oggi. Abbiamo una serie anche di domande. Allora, l'ordinanza, vediamo un po', perché io avevo un discorso su Veritas che non ho fatto ancora o è dopo? Aspettate un attimo, scusa che qua, no è dopo, era che ho sbagliato qua. E allora avevo le FAQ, scusate un attimo che ho messo... Cosa c'è? Domande fa, posso tornare? Sì, quello ce l'ho là, ma io avevo visto che le avevo anche qua e avevo un ragionamento prima, quello lo faccio dopo allora. Ok, mi sono sbagliato io. Circolari, ordinanze, eccola qua. Allora abbiamo l'ordinanza che ci dice in sostanza che possiamo fare la grigliata in casa. Sì, anche prima. Però giustamente il Presidente della Regione ha preferito scriverlo perché c'era gente che telefonava dicendo qui vicino di casa fa la grigliata. È sempre stato possibile, a casa propria, con i propri familiari. L'ha scritto anche l'ordinanza così insomma speriamo di tranquillizzare quelli che chiamavano pensando che ci fosse qualche fuorilegge. Ecco, nel giardino di casa propria si può stare, è la casa propria, chiaramente con i propri familiari, questo è chiaro. E lo spieghiamo insomma perché insomma non ci sia un'esagerazione generale, è sempre stato possibile tra l'altro. Noi abbiamo fatto una serie di domande, di precisazioni in maniera tale che le persone possano in qualche modo avere delle chiarezze. Ci sono due domande che ci sono arrivate da persone, da alcuni residenti. Allora, gli abbonamenti a CTV non usufruiti, c'è rimborso? Non lo sappiamo, nel senso che il coronavirus e lo stato di emergenza l'ha decretato il governo. Nelle manovre sulla CTV ci sta anche questo, cioè se riusciamo ad avere gli aiuti che servono per mandare avanti l'azienda, certamente siamo assolutamente concordi. In questo momento non c'è una responsabilità dell'azienda per non aver svolto il servizio, è una responsabilità che va data all'emergenza. Noi riteniamo che sarebbe e sarà giusto restituire queste persone per quelli che non l'hanno usufruito, anche lì c'è da capire chi l'ha usufruito e chi no, ma tendenzialmente ovviamente siamo d'accordo. Stiamo aspettando questi chiarimenti dal governo, cioè non c'è il provvedimento e senza provvedimenti per gli enti locali veramente si fa fatica a fare qualsiasi tipo di azione senza rischiare tra l'altro il danno erariale. Cioè il danno erariale è il danno che procura un amministratore che prende un provvedimento su soldi che non sono suoi, per cui se non lo puoi fare non è che fai il generoso, ecco solo il governo può regalare soldi che non ha in generale, regalare soldi a tutti, perché poi fa passare in Parlamento e diventa a disposizione di legge, ma gli amministratori no, devono agire in conformità delle leggi. E la seconda cosa è 600 euro del governo per le partite IVA, arrivano, non lo so, sono convinto di sì, speriamo che insomma, un po' le aggiornino. Noi avevamo proposto che passassero direttamente alle persone,
come abbiamo fatto noi per i buoni, cioè in trasparenza la persona chiede prima cernita, rapida, senza tante burocrazie e soldi direttamente sul conto corrente della persona. No, si è voluto agire con tutta la storia dell'INPS, cioè usiamo vecchia burocrazia per nuove problematiche. Mi dispiace, non è polemica, è incapacità di chi prende queste decisioni. Ergo non si arriva a niente ancora. Arriveranno, spero di sì, cioè credo di sì, almeno i 600 euro, però sappiate che attualmente hanno finanziato un mese, no 600 al mese, hanno finanziato il mese di marzo, nelle carte scritte adesso. Lo dico perché spero che invece dicono no, noi adesso firmeremo quanto? Il secondo mese? Ecco, perché ci sono persone che sono a zero col reddito. Ecco, questi provvedimenti, noi oggi abbiamo mandato la lettera come comuni, perché dobbiamo salvaguardare i servizi, servono proprio anche all'economia, no? Perché se girano i pullman, i battelli, la gente va a lavorare, ci si muove e quando man mano comincerà a esserci il turismo ricomincia a muoversi. Per cui è fondamentale reggere sulle parti anche pubbliche, perché sono il sistema che funziona, anche quello sociale tra l'altro, no? Delle persone più deboli, è evidente questo, bisogna salvaguardarlo. Ma prossimamente divulgheremo una proposta nostra economica sulla difesa delle imprese e specificatamente del settore del turismo, a cui nessuno, tranne discorsi un po' più o meno generici, è stata data una risposta diretta su quelli che sono realmente i danni che questo settore, ma anche altri, hanno avuto e continuano a avere e continueranno a avere anche dopo la filiera dell'emergenza. Noi crediamo che sia importante, lo diceva Mario Draghi e lo ripeto ancora, salvaguardare quei contribuenti, perché oggi gli aiuti, domani ti tornano a dare gettito. È un investimento utile dare in questo caso dei soldi specificatamente per la crisi del coronavirus. Per carità, nessuno vuole pagare i debiti di nessuno precedenti, ma quelli del danno di oggi e quello causato da un'emergenza che è mondiale, ma che non è certo colpa del singolo operatore. Riuscire a mantenere quella piccola azienda, quel trasportatore, quella guida turistica, quel gondoliere, quel motoscafista in vita, perché ricomincerà comunque la nostra filiera, tu Stato, ti garantisci un futuro gettito, perché l'hai avuto il gettito da queste persone per tanti anni, per decenni. Queste persone oggi hanno bisogno dell'aiuto dello Stato e lo Stato non può far finta di niente e dire indebitatevi. Cosa mi indebito se non ho niente? L'attività non mi serve a niente, devo reggere. Allora devi darmi dei soldi a fondo perduto e se non vuoi darmeli a fondo perduto me li devi dare con restituzione decennale, almeno di 20 anni, almeno, perché non sono in grado, mi sto pagando i debiti, io piccolo operatore che sono nella filiera turistica, ma sono un piccolo operatore, sono solo io che do a mangiare alla mia famiglia, qualche volta ho anche un dipendente. Mi devi salvaguardare perché è nel tuo interesse Stato, è nel tuo interesse perché nel momento in cui io chiudo poi vengo a domandare a te i soldi per mandarmi avanti. Per cui invece di avere uno che contribuisce, uno che produce profitto, produce lavoro, riesce a pagare le tasse, tante in Italia, e a far mangiare lo Stato. Se tu stai ammazzando la filiera piccola e media e grande, quello che è, perché non te ne frega o perché non hai capito l'importanza, il giorno che questi sono chiusi, non solo non ti daranno più gettito nei prossimi anni, tanto gettito, ma soprattutto verranno a chiederti soldi di sussistenza, visto che lo dai a tantissima gente che non lavora, chi lavora invece ha ottenuto 500 e 600 euro. È chiaro che c'è polemica, sì, perché così non va bene, e che non si dica che non sono filo governativo, perché questa cosa qua è nell'interesse del governo che mi ascoltino, perché il Veneto non può continuare a dire facciamo da soli, sono anni che noi diciamo facciamo da soli niente, questi ci devono aiutare e non può essere che la lobby sia sempre da altre parti, cioè non è possibile. Guardate la composizione del governo se è possibile, guardate dove è sbilanciata, se è possibile una roba del genere, guardate dove arrivano le risorse e dove vanno. A stavolta dobbiamo essere aiutati e se serve fa la voce grossa, ho appena iniziato. Io non ho proprio niente da perdere, cioè io sto dicendo soltanto che il patto l'ho fatto con i cittadini e ai cittadini rispondo. Me ne sto buono e tranquillo, ora sono ubbidiente come un carabiniere, fedele, perché così si deve fare. Ma questo non vuol dire che non si possa piano piano chiedere di fare degli aggiornamenti, piano piano spiegare quali sono le cose che non funzionano. È importante che qualcuno capisca che bisogna contattare le persone che rappresentano il popolo, perché il popolo poi si rivolge a noi per strada.
Vabbè, continuo con i chiarimenti, se no mi incasso. E avevo la musichetta, ma... Allora, uno si chiede, posso tornare ad allenarmi nella corsa come facevo prima? No, no, non si può allenarsi, è un dispositivo di legge, non lo dice il sindaco. Il sindaco purtroppo è l'attore di questi provvedimenti. No, il presidente Zaia ha tolto il limite dei 200 metri, non stanno là col metro, hanno scritto di vicinanza alla casa, che non vuol dire fare 74 km di chissà dove, serve un po' di buonsenso. Ci si può sgranchire le gambe, ma non si può allenarsi per una maratona, non si può prendere, lo dico che non si può, dopo vi prendete la multa, non si può. Questo lo dice la legge, necessario stare in prossimità della propria abitazione e a 2 metri l'uno dall'altro. Cioè, così è adesso, vi do le risposte, quelle che poi vi darebbero le forze dell'ordine. Poi, cartolerie e librerie sono aperte? Punto di domanda. Sì, sono aperte 2 giorni a settimana. Ecco, su questo voglio ringraziare l'associazione di categoria con cui abbiamo parlato oggi e per quanto riguarda Venezia ho firmato un decreto, stamattina un'ordinanza, è la seconda che faccio, per chiarire le cose. Una è stata sui mercati, un'altra questa, dove in sostanza ci siamo messi d'accordo con loro, insomma, che è consentita l'apertura per queste due, per cui lo dico ai cittadini che sappiano, e anche per chiaramente i commercianti, è aperta nel comune di Venezia nelle giornate del martedì e mercoledì, perché così non c'è dubbio per poterla mettere in esecuzione. Ne ho parlato con i sindaci della città metropolitana, anche loro si adegueranno, credo, per come abbiamo parlato oggi. Chiaramente ogni sindaco può fare come crede nel suo diritto. Oggi abbiamo trovato un coordinamento generale per cui posso dire che in tutta la città metropolitana diciamo, i negozi di articoli da bambino, attenzione, quali sono? Quelli che hanno il codice Adeco specializzato di articoli da bambino. E però anche lì c'è una discussione, cioè se uno ha più attività sentiremo il prefetto poi su come fare, eventualmente ci chiamate, però la legge dice codice Ateco, articoli da bambino, è possibile aprire 2 giorni a settimana. La stessa cosa vale per le librerie. Un'altra cosa, ricordo che erano stati chiusi e per fortuna sono stati riaperti, vivai. Chiaramente tutto con la solita discorso di sicurezza, la distanza quando si entra, il permesso, si entra 2 alla volta, 1 alla volta in base alla dimensione del locale, eccetera, eccetera, però sono stati riaperti, per cui oltre a chiamarli, ci sono tanti che fanno servizio anche che vi portano le piante a casa, però si può tornare, seguite quali sono gli orari di apertura, i vivai sono di nuovo aperti con quest'ultima ordinanza. Sui mezzi pubblici che distanza devo tenere dagli altri? Su tutti i mezzi pubblici bisogna rispettare il criterio Dopplet, si chiama, 1 metro di distanza. È stato prorogato l'obbligo di guanti e mascherina. Allora, io insisto, state nell'auto come ti dicono di stare, cioè a seconda del tipo di auto ci saranno i sedili segnati, piuttosto che comunque la distanza deve essere di 1 metro. Cercate di avere un po' pazienza perché sarà un po' complicato, dobbiamo un po' adeguarci a queste norme. Quando l'auto sarà pieno non potremo più caricare persone perché abbiamo raggiunto il limite che sarà quello ridotto evidentemente visto questa distanza tra le persone. Io suggerisco ancora, chi può vada in macchina, quei prossimi 2 mesi non è, no? Secondo me la macchina è la soluzione migliore, macchina, bicicletta, motocicletta, autonomia insomma. Un'altra cosa, è obbligatorio uscire con la mascherina, e per entrare nei locali è giusto anche avere i guanti, è obbligatorio anche i guanti, in alternativa ai guanti, parlo a livello generale, basta avere la bottiglietta del detergente che può essere di marca o anche di sottomarca, ci sono tante marche, io su quello sottomarca costa un po' meno ma si igienizza lo stesso, si lava le mani, io personalmente penso sia meglio l'igienizzante dei guanti. Perché i guanti trattengono secondo me, mentre invece l'igienizzante ti pulisci continuamente, per cui non... però questo è una mio pensiero. Per quanto riguarda i negozi invece è obbligatorio sia la mascherina che i guanti. Tutti i negozi, anche i mercati, c'è scritto, per cui... Poi chiaramente aggiorneremo in base alle novità, perché poi ci sono interpretazioni varie, ma questo è quello che noi abbiamo dato a disposizione alla polizia locale. Una domanda che ci hanno fatto, posso raggiungere il mio ufficio assicurativo, cioè il suo assicuratore per rinnovare l'RC auto?
Sì, sono ammessi sia i servizi bancari sia quelli assicurativi, ma solo su appuntamento e rispettando le prescrizioni di distanza sociale. Stessa roba, come si fa adesso nei negozi, mi sembra che tutti più o meno hanno... Però si può andare, insomma, con l'autocertificazione e con l'appuntamento al proprio ufficio assicurativo. Posso uscire di casa senza la mascherina? No, ma qualora ne fossi sprovvisto posso uscire a condizione che ci sia la bocca coperta con sciarpa o foulard. Se per caso uno dice proprio non ce l'ho, però si deve coprire in qualche modo. Posso recarmi all'ecocentro comunale? Ecco qua, adesso apriamo anche il tema dell'ecocentro comunale. Allora, la norma dice si può andare all'ecocentro, complimenti, stamattina c'era già la gente in coda, ma gli ecocentri li apriamo noi, ce li apro io, insieme con Veritas. Allora, facciamo queste informazioni di servizio. Allora sì, si può andare, ma cos'è verto? Allora, l'informazione di servizio è questa. Ovviamente stamattina alle 7 ci siamo messi a fare anche il piano, perché se no ci avvisa di niente. Allora, per darvi un po' un dato, intanto il conferimento, noi abbiamo continuato a fare la raccolta utilizzando il numero, uno faceva il numero verde 800 811 333, che non so se abbiamo, adesso salto le palle in frasca, se non ce l'abbiamo, vabbè, lo dico io, 800 811 333, il numero verde lo trovate anche nel sito, in Dime, dappertutto di Veritas, per poter chiedere, per programmare il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio. Evidentemente con tutta la crisi che c'è, con persone in malattia, con tutta una serie di ristrutturazioni, i tempi di recupero dei rifiuti ingombranti sono allungati. Se non è così urgente teneteli a casa, cioè, noi facciamo quello che possiamo evidentemente, però continuiamo a farlo. Per darvi un'idea delle raccolte, noi abbiamo raccolto a Mestre dal 1 gennaio al 31 marzo, per cui in piena crisi poi, abbiamo fatto 3.068 raccolte a Mestre e 5.293 raccolte per Lido e Pellestrina, no, per Venezia, scusate, 5.293, per Lido e Pellestrina 1.041 raccolte, appunto col numero 800 811 33. Devo avere un po' di pazienza, poi passiamo. Invece, per quanto riguarda, noi gli ecocentri li avevamo chiusi per problemi appunto sanitari e di igiene. Oggi ci siamo fatti un piano e posso annunciare che gli ecocentri gestiti sia da Verita che da ASVO, che è la partecipata che è la società che fa la raccolta dei rifiuti nel porto Gorarese, è prevista l'apertura degli ecocentri per il 20 aprile, lunedì 20 aprile. Per cui inutile che andate prima lunedì perché sono chiusi, e comunque abbiamo organizzato che per andare potete prenotare la vostra consegna all'ecocentro. Spiego bene. Per andare all'ecocentro non c'è il conferimento libero, si inizierà dalla prossima settimana, da lunedì, quando apriremo i 29 centri che gestisce Veritas e i 10 che gestisce ASVO. I 3 che sono in Comune di Venezia, perché di 29 che gestisce Veritas, 3 sono a Venezia, uno è a Santa Marta, Canale Scomenzera, e questo sarà aperto da martedì e giovedì dalle 14 alle 18, come è sempre stato, e sabato dalle 12 alle 18. Uno è al Lido, quello comunque lo trovate nei siti, sia in Dime che in Veritas gli orari. Uno è al Lido, che vale per il Lido e Pellestrina, che è in via Malamocco 18, insomma tutti sapete dov'è, ma è aperto dal lunedì al sabato, dalle 12:30 alle 18. I giorni festivi sono esclusi ed è chiuso il martedì, il sito quello del Lido. A Mestre, quello in via Porto di Cavagnago, vicino al Tagliercio per capirci, è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 12 e dalle 13 alle 18. I giorni festivi sono esclusi, è aperto la domenica dalle 8 alle 12. Attenzione, per andarci però, perché abbiamo un problema sanitario di rendere sicuri gli operatori, voi stessi che andate a conferire, si può andare solo su appuntamento, per cui dovete comunque chiamare il numero è l'800 811 333, un numero verde, e vi daranno la giornata dove andare, che sarà comunque successiva al lunedì prossimo, perché nel frattempo stiamo sanificando. Ci dispiace per le persone che oggi sono messe in coda, spero di evitarne anche domani. L'ordinanza in qualche modo trae in inganno perché la gente pensa che siccome posso andare sia aperto il centro, ma noi l'abbiamo saputa come voi,
e abbiamo pensato di adeguarci, mentre prima c'era un problema anche là di chiusura generale. E, ripeto, se ci sono dei dubbi, 041 che è il numero nostro della città, c'è il sito Dime, trovate tutte le informazioni. Per andare a conferire gli ingombranti o altro, considerate che a Venezia, nel nostro comune, ci sono anche molti contenitori per il verde, eccetera, perché parliamo solo di ingombranti, bisogna prenotare, abbiamo un sistema di prenotazione. La stessa cosa varrà per tutti i comuni, gli orari li decideranno i sindaci. Anche per Portogruaro sarà comunque da lunedì aperto il servizio, sarà comunque su prenotazione quelli che gestiamo Veritas, ma anche gli altri di ASVO, si tratterà di chiamare il numero di ASVO per la parte di Portogruaro, e gli orari verranno concordati con il sindaco del comune, ovviamente, che ha il centro raccolta a disposizione. Ma vi sapranno dire, se voi chiamate il numero, che è sempre lo stesso, perché per tutti quelli gestiti da Veritas il numero è 800 811 333, per quelli che servono ASVO penso basti chiamare ASVO e vi daranno il numero per poter prenotare. Questa della prenotazione si può prenotare a partire da giovedì. Inutile che prenotate prima, perché non c'è possibilità, non abbiamo ancora organizzato, ci stanno organizzando con tutte le persone. E questa mi pareva una nota di chiarimento. Allora, non ho finito con le domande. Dunque, il cocentro, sono aperte, ecco qua, sono aperte le attività florovivaistiche, sì, appunto l'ho appena detto. Nella precedente ordinanza regionale ne era stata disposta la chiusura, ora ci si adegua al decreto del governo e si aprono di nuovo anche i vivai. Vi potete andare a comprare semi, piantine, fare l'orto a casa vostra. Posso portare il mio animale di compagnia fuori per i suoi bisogni fisiologici? Sì, a patto che si resti in prossimità della propria abitazione. Aggiungo anche che bisogna raccogliere quello che il cane eventualmente fa lungo la strada, perché anche su questo oggettivamente, insomma, abbiate pazienza, però è giusto che ci sia un'attenzione. Tantissimi sono tutti quanti, però è anche vero che qualcuno fa finta di niente, finta da pomi si diria. Vabbè, e per cui cerchiamo, perché noi dovremmo sanzionare, ma non è questione di sanzione, è questione di educazione. In questo momento qua, per favore, diamo una mano a tutti quanti, insomma. Vabbè, qua mi sembra che abbiamo detto, vediamo se ritrovo la scaletta, mi sono perso anche la scaletta. Un attimo solo che adesso la ritrovo, vediamo dove l'ho messa. Dove ho messo la scaletta? Adesso la trovo, un attimo solo, abbiate pazienza, la trovo. Eccola qua. Allora, le FAQ le ho messe. Bene, adesso passiamo a un'altra cosa che ci fa piacere far vedere, appunto la consegna dei pacchi alimentari e anche dei buoni, insomma quello che com'è, con un video. Facciamo un video e poi l'assessore Venturini spiega un po' com'è la situazione, e anche se poi dopo Simone spieghi anche la trasparenza con cui abbiamo agito, che secondo me è un bel segnale, per la stessa cosa che abbiamo fatto per l'Acqua Granda, facciamo anche per tutto, e darai tu i numeri, insomma. Ecco, facciamo partire il video e poi l'assessore Venturini. Qualche variante, ma in base a quello che stiamo consegnando le prime consegne del centro storico. Ieri abbiamo distribuito tutti i pacchi in tutta la città, sono pacchi alimentari per famiglie, sono dei kit alimentari acquistati dal Comune di Venezia, che saranno dati alle famiglie bisognose tramite il terzo settore. Ieri abbiamo fatto il giro delle parrocchie in terraferma, oggi un camion è partito per fare il Lido e Pellestrina. Un impegno importante che va di pari passo con l'ordinaria attività che il Comune di Venezia ha sempre fatto nell'ambito del sociale, e con l'impegno straordinario messo invece in atto in queste settimane per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Abbiamo consegnato ora anche un carico di kit alimentari a Casa San Giuseppe, a Suor Daniela. Qui fanno attività caritativa importante perché servono pranzi e hanno anche un dormitorio per persone bisognose. Entro oggi riusciremo a coprire alcuni punti del centro storico, da cui poi partiranno ulteriori contributi e spedizioni. Buongiorno a tutti,
Avete visto come l'attività di distribuzione dei pacchi alimentari che il Comune ha acquistato per sostenere le famiglie in difficoltà sta procedendo. È partita venerdì pomeriggio con un importante lavoro sulla terraferma dove sono arrivati i camion che li hanno scaricati, la Protezione Civile li ha ordinati, li ha messi poi nei vari mezzi che li hanno distribuiti in tutto il territorio comunale, e sabato è partita anche la partita in centro storico caricando le barche e portandole a Canareggio, a Castello, in zona Arsenale, per distribuirle attraverso i centri del terzo settore che si occupano di povertà alimentari. Sono uno dei pilastri questi dei pacchi alimentari attraverso i quali il Comune si sta muovendo. L'attività ordinaria del sociale che non si è mai fermata, anzi si è rafforzata, questi pacchi alimentari e poi gli ormai purtroppo famosi buoni spesa, purtroppo perché vanno a toccare un problema emergente, una povertà nuova, situazioni di difficoltà estrema. Questi buoni spesa il Comune ha voluto erogarli attraverso una procedura molto trasparente, tracciabile, aperta a chiunque ne avesse diritto, e per una settimana di tempo. Si è messo su internet un modulo online da compilare, le persone ne hanno fatto domanda, ovviamente compilando di averne i requisiti, di essere titolari di diritti e di questi requisiti. Il Comune ha ricevuto le domande, ha fatto uno screening importante e significativo fin da subito, già 1000 buoni sono stati erogati e le restanti domande stanno venendo processate in questi minuti per arrivare prima possibile alla distribuzione. Per darvi un dato, sono circa 6.176 le domande che sono arrivate in Comune, di queste 4.549 hanno passato la fase di verifica di legittimità, di verifica dei requisiti. Quindi insomma un lavoro importante già a monte. La verifica continuerà anche nei prossimi giorni, anche una volta che dopo uno ha ricevuto il buono, perché nel caso ci dovessimo accorgere di alcune situazioni di affermazioni false non dichiarate in maniera corretta, ovviamente il Comune attiverà i dovuti controlli e i dovuti procedimenti. Questo perché i soldi sono pochi, l'abbiamo sempre detto, si tratta veramente di pochissime risorse per il Comune di Venezia che il governo ci ha dato, vanno impiegate però bene, e quindi chi non ne ha diritto non deve toglierle a chi invece ne ha diritto. Però oltre a questi buoni spesa, 1000 già consegnati velocemente, ringrazio i volontari, si parla di centinaia di persone che venerdì e sabato scorso si sono messe in moto in tutta la città per portare casa per casa i buoni spesa, territorio per territorio, ma al di là di questi buoni spesa, che già nei prossimi giorni anche i restanti 3.500 saranno consegnati, anche i pacchi alimentari sono un significativo aiuto. Stiamo anche ricevendo molte donazioni, sia in termini anche economici attraverso il conto corrente, che tenetelo presente è molto utile per aiutarci, sia anche in beni alimentari, in pacchi cibo, in beni che le aziende hanno in magazzino e vogliono donare, oppure proprio aziende che decidono di comprare beni per donarceli. Una di queste è Dolcerie Veneziane, che è un'azienda molto famosa che si occupa di appunto fare cioccolate e dolci, che ha voluto donare al Comune di Venezia centinaia di colombe che sono arrivate venerdì pomeriggio e sono già finite nelle tavole dei cittadini bisognosi in questi giorni, e per fortuna hanno allietato la Pasqua di chi non poteva permettersi una colomba. Siamo ben felici in questo particolare momento di difficoltà nel far sentire la presenza anche della nostra azienda nei confronti di chi è un pochino meno fortunato, con una donazione di alcuni nostri dolci tipici artigianali. In bocca al lupo a tutti, speriamo di riprenderci presto e forza, perché uniti insieme ce la faremo, e grazie alla Protezione Civile per il valido e importante aiuto che dà, soprattutto in questi momenti di particolare difficoltà. Ecco, grazie a Dolcerie Veneziane per questo gesto veramente spontaneo e generoso che ci ha permesso di consegnare, oltre agli scatoloni che avete visto prima alle famiglie bisognose, anche 1 o 2 colombe, e quindi domenica hanno potuto festeggiare la Pasqua anche in assenza di risorse economiche sufficienti. Insieme a loro anche altre donazioni sono arrivate, alcune le abbiamo già mostrate, le case di riposo con Piero e Ugo che ci hanno donato centinaia di colombe, ma anche Rizzo che ha portato i cioccolatini all'ospedale civile. Anche un'altra donazione di cui voglio darvi atto oggi l'ha fatta la tabaccheria Grandesso, che ha comprato in supermercato un sacco di beni
e li ha fatti recapitare al deposito della Protezione Civile e sono già in viaggio questi beni in questi minuti per raggiungere la rete degli Empori della Solidarietà e le mense delle persone bisognose, grazie alla tabaccheria Grandesso di Marco e Francesco, tabaccheria qua a Santa Croce. Ovviamente questi pacchi sono stati distribuiti tramite un'importante e preziosa rete che è quella delle parrocchie, del mondo del volontariato cattolico ma anche laico. E abbiamo un video che dimostra l'arrivo di questi pacchi in terraferma, in questo caso, con dei ringraziamenti e con delle considerazioni che hanno fatto i responsabili delle parrocchie o degli enti che li hanno ricevuti. Vediamo il video. Noi abbiamo 65 nuclei familiari a cui distribuiamo tutti i giovedì un pacco di alimenti e attualmente ne stanno arrivando altre famiglie, per cui le portiamo direttamente a casa loro, porta a porta, le contattiamo telefonicamente e quasi le conosciamo queste famiglie. E stanno aumentando, sì. Ogni giorno chiedono sempre di più. Io devo ringraziare il Comune perché ci sta supportando parecchio in una periferia come questa dove ci sono parecchie famiglie che hanno proprio necessità. Ecco, questo che state vedendo è un grande aiuto che ci danno al quartiere. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale che ci avvicina in questo momento di difficoltà. Come Emporio della Solidarietà abbiamo tantissime famiglie che ci chiedono aiuto e quindi abbiamo anche bisogno proprio dell'aiuto di tutte le persone. E il Comune, devo dire, questa amministrazione ci è particolarmente vicina, quindi ringrazio l'assessore Venturini e le persone della Protezione Civile che ci aiutano tantissimo anche con il servizio della consegna delle spese a casa per le persone che non riescono a venire in Emporio. Non ci siamo mai fermate, questo è un servizio della Caritas veneziana e noi collaboriamo con la Caritas insieme ai volontari e agli ospiti stessi del dormitorio che si prestano anche a fare il servizio di distribuzione del pasto. Continuiamo con il dormitorio che è sempre aperto, servizio docce e il pranzo e poi distribuiamo il cestino per la cena alle 5 del pomeriggio. Con la Caritas veneziana distribuiamo quello che che il Comune ha consegnato per le famiglie qui della zona che hanno telefonato in Caritas per chiedere aiuto. Ecco, Suor Daniela con queste parole in qualche modo chiude questa carrellata di riflessioni e considerazioni che delle realtà preziosissime nel nostro territorio hanno voluto fare. Pensate che questo momento storico difficile, tormentato, brutto, che speriamo di non vivere più nella nostra vita, sta però tirando fuori il bello delle persone, il bello della nostra città. È una città che si è scoperta ancora più solidale, ancora più ricca di iniziative volte a stringerci insieme vicini per quanto possibile con le nuove norme, ma vicini con la mente, con la voglia di stare insieme per affrontare il tema delle povertà nascenti, il tema delle povertà, anche quelle storiche, che si sommano poi a quelle nuove. Ecco, circa 1 migliaio sono stati gli scatoloni portati in giro in questi 3 giorni, più altre 800 colombe circa che sono arrivate nelle nostre case dei nostri cittadini veneziani. Uno sforzo che ha visto la Protezione Civile in prima fila, i nostri operai dell'economato, ma tantissime persone anche del volontariato che si sono messe in gioco insieme a noi per raggiungere tutte le zone della città. Allora io non mi dilungo altro se non nel ricordare insomma che c'è ovviamente il conto corrente come ogni giorno che vi mostriamo per le donazioni, ma soprattutto ci terrei a davvero ringraziare tutta quella rete di persone che ogni giorno lavora al fianco del Comune per arrivare nelle case delle persone bisognose. Chiudo e vi saluto con un video di chiusura per raccontare la consegna dei pacchi in terraferma.
È appena arrivato un carico di 800 scatoloni che sono i kit settimanali per una famiglia e verranno distribuiti in queste ore attraverso gli empori della solidarietà, la rete delle parrocchie, delle mense caritative e del terzo settore. È uno dei pilastri delle azioni che l'amministrazione comunale ha messo in atto per affrontare il tema della povertà emergente. Ricordo che è in corso in queste ore, già da ieri sera, la consegna dei buoni spesa a quanti ne hanno fatto domanda. Da oggi partiranno appunto questi kit alimentari familiari per arrivare nelle case prima di Pasqua. Arriveranno anche delle colombe e dei dolci per ricordare che è il momento della Pasqua e ovviamente continueremo con queste consegne anche nelle prossime settimane. Questa è solo la prima tranche, a cui ne seguiranno altre. Eccoci qua. Grazie a Simone Venturini, voglio anche ringraziare le diciamo, più di 20 associazioni e società sportive che ci hanno aiutato nella consegna dei pacchi, dei buoni i giorni scorsi. Si continuerà nei prossimi giorni, quando avremo concluso la verifica di tutte quante le persone che hanno chiesto e insomma, la cernita che abbiamo fatto. Ringrazio veramente di cuore queste persone perché in maniera proprio generosa ci hanno dato una mano, insomma, ecco. Primo discorso. Poi avremo bisogno ancora di aiuto perché oggi mi hanno detto che le mascherine, le famose 600.000 mascherine, dovrebbero essere in spedizione, dovrebbero arrivare qui tra giovedì e venerdì, non sappiamo ancora la data esatta. Sono 600.000, sono 125.000 confezioni, sono con 4 mascherine a testa, le vogliamo consegnare a tutti questa volta in maniera a tappeto, per cui chiedo alle persone che sono disponibili insomma, di farsi avanti. Abbiamo sempre il nostro indirizzo, il mio, di sindaco @comune.venezia.it, ripeto, sindaco @comune.venezia.it. Chi vuol darci una mano, insomma, c'è bisogno di andare casa per casa. Ovviamente persone giovani non possiamo assolutamente neanche immaginare le persone anziane, visto insomma, tutto sommato la percentuale più alta di rischio, per cui abbiamo bisogno di persone comunque più giovani. Sarà un lavoro importante, però proprio in occasione del fatto che le famiglie possano uscire, insomma siamo fiduciosi, vogliamo fare un'operazione che andrà avanti sicuramente una decina di giorni almeno, perché la città è molto grande, il quantitativo, però vogliamo che tutti possano avere la fornitura. Poi chiaramente se a qualcuno non raggiungeremo, metteremo dei punti comunque di consegna. Nel momento in cui non abbiamo, cioè qualcuno non è riuscito a ritirarla, viene a ritirarla, insomma. Però ecco, la nostra volontà è quella di darle a tutti quanti. Appunto su Dime voglio ringraziare i ragazzi che lavorano, ragazzi e ragazze soprattutto che lavorano là, sia in Dime che nello 041. Su Dime siamo arrivati a 290 esercizi commerciali che fanno consegna a domicilio. La statistica è che dall'1 al 13 di aprile 2020 chiamate su Dime e abbiamo avuto 8.131 telefonate. A proposito rispondiamo con i nostri cellulari, cioè sì, ma te fai qualcosa, bisogna organizzare le cose, i numeri sono grossi, importanti. Penso che le persone abbiano trovato un sistema efficiente ed è grazie alle persone che fanno i turni e lavorano lì costantemente. Siamo molto orgogliosi, ecco, c'è un lavoro silenzioso che però sta funzionando e anche grazie alla collaborazione fra le varie aziende partecipate del comune, insomma un grande lavoro di collaborazione. Salto velocemente, notizie dalla città metropolitana. Allora, ci sono 2 video, sono 2 sindaci, il sindaco di Musile prima e il sindaco di Portogruaro dopo, che vogliono raccontare un attimo come hanno gestito, come hanno risolto le questioni delle mascherine e di buoni spesa, o nel caso di Musile, mentre poi il sindaco Maria Teresa Senatore di Portogruaro racconta la consegna delle mascherine e lo slittamento delle tasse. Io farei partire i due servizi. A Musile di Piave stiamo affrontando il problema coronavirus attraverso varie iniziative. Innanzitutto abbiamo distribuito capillarmente a tutta la popolazione, grazie all'intervento della Protezione Civile, le mascherine donate dalla Regione Veneto.
Queste mascherine appunto sono arrivate a tutti i nuclei familiari con un lavoro veramente certosino, e per questo ringrazio la Protezione Civile, perché veramente hanno lavorato H24 per almeno 10 giorni. Poi abbiamo, adesso proprio oggi iniziamo la distribuzione dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Abbiamo ricevuto al momento 50 domande, però confidiamo di riceverne anche altri. I servizi sociali stanno facendo un lavoro di scrematura per capire se chi ha presentato la domanda è effettivamente nella condizione di poter ottenere il buono spesa. Emergenza coronavirus. Molte cose sono state fatte, guardiamo avanti, speriamo che a breve la situazione si risolva sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico. All'inizio il Comune di Portogruaro si è attivato affinché tutta la struttura rispondesse alle esigenze di tipo sanitario, quindi appuntamenti con i cittadini e incontri, ripeto, solo su appuntamento, sanificazione degli edifici e di tutti gli uffici, fornitura al personale di mascherine e guanti idonei. Molte cose sono state fatte: distribuzione delle mascherine di Regione Veneto attraverso i volontari di Protezione Civile e attraverso tanti volontari di tutti i giorni. Grazie al sindaco Silvia Susanna, il sindaco di Musile di Piave, e grazie a Maria Teresa Senatore, il sindaco di Portogruaro. Grazie anche per la collaborazione, anche per la collaborazione di oggi, di stamattina, insomma, grazie ai suggerimenti, anche quelli che ci sono arrivati per riuscire poi a contemplare il testo. Insomma, ecco, credo sia un lavoro di squadra che va insomma, in qualche modo reso pubblico, insomma, perché tutti i sindaci veramente non si sono sottratti a qualsiasi tipo di impegno, e poi magari insieme, magari con gli altri sindaci, racconteremo, faremo un diario di come sono state vissute magari nelle varie realtà, le singole situazioni, insomma. Ecco, io passerei a una storia importante che vogliamo però omaggiare. È un messaggio purtroppo per la perdita di Nello Micheletto. Nello Micheletto è uno dei fondatori, una colonna portante della Protezione Civile. Oggi Martellago lo piange, un uomo di 66 anni. Questo virus se l'è portato via. Alla famiglia, agli amici e ai volontari della Protezione Civile, a tutta la comunità di Martellago, arrivi il cordoglio della città metropolitana e mio particolare. E grazie a tutti i volontari che in questo periodo di emergenza sanitaria stanno mettendo a rischio la loro incolumità per dare sostegno ai cittadini. Grazie ancora, e Nello resterà nella nostra memoria e verrà ricordato in maniera più giusta e più ufficiale, insomma, appena anche sarà possibile un po' fare un punto di tutta questa situazione. Già che ci siamo, possiamo far vedere la slide della Croce Rossa e il numero di telefono psicologico, quello che dicevo, nel caso in cui qualcuno si senta un po' solo, un po' abbattuto, comincia a diventare silenzioso, un po' rissoso, insomma, chiamate questo numero 800 93 66 11. È un numero specifico per poter parlare, per poter tirar fuori, oppure potete inviare una mail a servizio psicologico psicosociale crivenezia.it, lo vedete sotto sul video, oppure 041 che vi ridiamo il numero che magari non vi siete appuntati, o scrivete ad Ime e noi vi risegnaliamo. È già segnalato anche sui nostri portali. È un numero che potrebbe essere importante anche per qualcuno che magari vede qualcun altro in queste circostanze, ma non gli viene in mente, ma è importante che non lasciamo indietro nessuno, non a parole ma nei fatti. Passerei adesso a far vedere un esempio di scuola a distanza, l'Abate Zanetti, che mi è cara, ma è anche un modo per testimoniare la vicinanza al vetro di Murano, a un'industria che sta soffrendo tantissimo in questo periodo. È anni che è in crisi. Ora effettivamente ci è arrivata una lettera dai protagonisti di Murano, da alcuni rappresentanti. Raccogliamo volentieri la sfida. Io personalmente l'ho sempre raccolta, il vetro per me è una cosa indelebile, per cui siamo disponibilissimi, cioè se riusciamo a trovare qualcosa insieme. Io personalmente sono disposto a fare tutti i passi indietro su certezze che francamente non so più
probabilmente non ce l'ho più io, forse non so se ce l'ha qualcuno, però sono disponibile. Parliamo di tutto, il vetro a Murano non può essere, potrebbe essere anche un grande rilancio. Sono disponibile sinceramente a parlarne, magari sentiremo i protagonisti nei prossimi giorni, ovviamente sempre tramite call, e poi vedremo come si può trovare un ulteriore accordo per rilanciarlo, perché penso a tutti quegli artigiani che vendevano il vetro, soprattutto nella filiera turistica, e oggettivamente insomma sono praticamente ridotti a zero in questo momento. Quindi se possiamo trovare una qualche soluzione, un qualche aiuto, qualcosa, io darò tutto quello che posso per questa cosa, perché il vetro ce l'ho proprio dentro nel cuore, non so, verrà probabilmente da lontano, non so, mia mamma, i miei nonni, non lo so, perché c'è troppo amore per questa arte millenaria di Venezia, non esiste che molliamo il vetro, ecco. Vediamo a Battezzanetti, che è la scuola del vetro a Murano. L'ho visto anch'io per la prima volta, immagino siano prodotti di ragazzi delle scuole che abbiamo di giovani che si stanno addestrando, stanno imparando a diventare giovani maestri vetrai, e chiaramente anche loro vivono questa situazione di precarietà e di grande disagio, e immagino che siano un po' tutte le varie versioni che già nelle case vediamo in tante scuole, per cui è una scuola come altre, solo che è speciale perché è l'unica scuola al mondo che racconta il vetro, insomma, ecco. E adesso io finirei la nostra puntata con un saluto speciale che voglio anche ricambiare a Stefano Pesce del Vapore. Lo saluto di cuore perché lui ha dato tanto a Marghera, ha dato tanta musica, tanta socialità. Lui e la sorella, voglio ringraziare entrambi, la loro famiglia, per tutto quello che in qualche modo penso possono ancora contribuire a rilanciare anche l'entusiasmo. Gli ho parlato l'altro giorno, era a Mira con la famiglia, ci ha mandato un video che adesso speriamo di trovare con la regia per mandarlo in onda. E aspetta un attimo che è partito casualmente, ma insomma. No, aspetta un attimo, saluto, aspetta un attimo. C'è il video? Non c'è il video. Non c'è il video di Pesce. Sono in 4 che si palleggiano le responsabilità in diretta. Non c'è il video, mai visto. Vabbè, c'è il video. Andiamo, dai, aspettiamo. Il pubblico aspetta. Vabbè, tanto non avevi niente da fare, non c'è che dovevi andare in giro, potete aspettare un secondo. Stefano, un attimo, che adesso troviamo il video. Sei stato un qui pro quo, si direbbe. Vai Davide a vedere se dai una mano anche tu. In 3, vediamo se che facciamo. Intanto facciamo vedere cosa. Non ce ne sono altri successivi. Ce n'è un altro successivo. Scusa, sicuro. Cosa state facendo a casa? Ma è questo il video, di quello state facendo a casa. Questo qua, Paolo. No, questo qua avevo io. È uno. Vabbè, è bello la diretta, sono da solo. Cerco. No, cari, c'è anche da fare adesso, non è che si possa. Vabbè, adesso vediamo che video c'è che ti ha. Lanciamo sto video, andiamo al buio, vediamo il video, dopo Stefano ti ha visto che c'è bisogno del tuo contributo. Vai, ma lanciamo il video. È bellissima, veramente, proprio per un'aggregazione tra condomini, è una cosa bellissima. Visto che non abbiamo fatto la gita fuori porta, questo penso sia ancora meglio. È proprio una bella cosa, una bella iniziativa. Brave le bambine che l'hanno ideata loro. Grazie.
sta arrivando il video, con calma, arriva a piedi, pianino, però bello sto video, cioè la gente dà il meglio quando, chissà che restiamo con questo clima anche dopo, chiaramente al netto delle preoccupazioni economiche, di chi ha avuto lutti, di tutte le cose, cioè questo è evidente, insomma, però speriamo di riuscire a mantenere questo clima di cordialità tra di noi, perché è quello che alla fine ci servirà per poterci rilanciare. Diversamente rischiamo poi di litigare fra di noi e non ha nessun senso. Ecco. Dobbiamo riuscire a ritrovare quello spirito di comunità unita che poi alla fine è quello che ci può aiutare. Adesso vediamo se ci dicono qualcosa dalla regia. Questo video c'è o non c'è? C'è. Ah, stiamo processandolo, diciamo. Vabbè, abbiate pazienza un attimo, è nelle aspirazioni di tutti di vederlo a questo punto. Ciao Stefano, hai visto che roba? Sei riuscito a bloccare una trasmissione con la tua, come solita, passione? Spero che sia bello anche. Sì, ma aveva cantato anche una canzone, non riescono a... stanno scaricando il video, di fatto. Non lo trovano il video. Vabbè, possiamo mandare la musichetta. Posso mandare la canzoncina? Allora, vi racconto, ho una canzoncina che sarebbe giusta. Niente, non ce la facciamo. Allora, facciamo così. Il video lasciamo tutti quanti stand by, lo mettiamo domani in inizio della trasmissione. Silenzio. Buoni, con giusto democratico decisionismo decidiamo di liberare i nostri concittadini, che sono, insomma, diventa... Ecco, qui c'è il numero di telefono, se riusciamo a farlo vedere, eccolo lì, per mandare le vostre WhatsApp, come ha fatto Stefano, anche se con scarsa fortuna comunicativa per oggi, Stefano, ma domani sei in prima serata, come si suol dire all'inizio, 366 93 09 592, per mandarci WhatsApp, video, insomma, fateci un po'... vedere anche come avete trascorso, non so, la Pasqua, come pensate di fare, qualche sogno. Ho visto un video di uno che era a casa con davanti una spiaggia, insomma, ognuno si inventa le cose più incredibili, tante cose non le possiamo pubblicare. Sarebbe bello far sentire la canzoncina che ho qua, una proprio perfetta, però mi dicono assolutamente che non posso, sono i bambini, non posso farlo sentire, non si può. Per adesso non si può, ma sarebbe adesso a far sentire. Vabbè, allora io dico, voi sapete che andiamo in replica stasera alle 8 e alle 11:30 di sera su Televenezia e alla mattina alle 8. Il canale è il 71 e l'altro è il 191 del digitale terrestre, 71 e 191 Televenezia, Teleradio Venezia. Ringrazio anche tutta la loro struttura e poi ringrazio anche tutti i ragazzi che fanno qua i fuori onda, Facebook, tutti, dai, anche se un video non sembra bene, però la trasmissione mi sembra colorita, va bene così, dai, vediamo di fare buon viso anche alle cose che non possono funzionare, ne vedremo tante che non funzioneranno. Buona vita a tutti, buona salute, veramente buona serata.
Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus. Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.